È la seconda volta in 2 anni che questo Consiglio regionale viene investito di questo dibattito ed entrambe le volte è avvenuto proprio perché il Partito Democratico e le minoranze hanno sollecitato la condivisione di alcuni argomenti attorno a quello che è lo strumento più importante dopo la pandemia dal punto di vista economico e finanziario e non solo, che viene messo nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche. Abbiamo insistito e insistiamo perché la discussione dell'utilizzo di queste risorse passi dal Consiglio regionale, perché certo, Assessore Calzavara, i tavoli di paternariato, i comitati tecnici, le riunioni sono importanti, ma è chiaro che è il Consiglio regionale il luogo della mediazione e della decisione politica, perché nei tavoli di confronto si possono raccogliere la lista dei desiderata, ma la responsabilità di scegliere l'una piuttosto che l'altra soluzione sta dentro questo Consiglio regionale. Ora noi arriviamo oggi a questa discussione dopo che l'ultima volta abbiamo passato diverso tempo a discutere su una delibera di giunta del novembre del 2020 che a nostro giudizio aveva completamente scentrato l'obiettivo rispetto all'impegno che veniva chiesto alla nostra Regione sui fondi del PNRR. Il numero di progetti era spropositato, le richieste di fondi e di finanziamenti, mi pareva si parlasse di 25 miliardi, era completamente fuori dalla logica del PNRR. Lo stesso merito dei progetti selezionati era lontanissimo dalle linee strategiche di intervento previste a livello europeo e nazionale, tant'è che oggi noi stiamo discutendo di un documento che di fatto supera completamente la delibera del novembre 2020 e la supera sia per i progetti proposti, che passano da 150 a 16, sia per le risorse richieste all'Europa. E io credo che oggi però questo documento che arriva come dire, con un percorso un po' roccambolesco. Intanto discutiamo per la prima volta in questo Consiglio regionale di questo nuovo documento in una fase in cui in realtà la progettazione e anche l'attuazione del PNRR è già in ampio stato di avanzamento. I primi bandi sono già usciti, molte risorse sono già assegnate, noi siamo ancora qua a discutere di un documento in fase di elaborazione, sia per eventuali ulteriori progetti, ma anche per quelli che ci sottoponete. E arriva, dicevo, in ritardo, a mio giudizio, anche perché non arriva avendo tenuto pienamente conto di ciò che sappiamo già che stava accadendo ed è accaduto, penso alla pandemia, e a maggior ragione non tiene conto di ciò che sta accadendo, e cioè il conflitto in Europa. E dunque, a mio giudizio, è un documento che, pur interessante in alcune parti, appare inadeguato alla sfida che abbiamo davanti. Una sfida che è, come dire, la somma di 2 elementi: le contingenze, la pandemia e la guerra, ma anche le fragilità già note prima del 2020, che investono e hanno investito pienamente il Veneto, ma direi tutto l'Occidente. Farò alcuni esempi. La prima sfida che non viene colta da questo documento e non è stata colta finora dalla Regione del Veneto: l'innovazione tecnologica, Assessore Calzavara. Noi siamo la regione della manifattura. Già prima della pandemia io potevo ordinare online un paio di Adidas fatte su misura, Adidas che sta in Baviera, le ordinavo online su misura, venivano prodotte a Taiwan e venivano spedite a casa mia attraverso il corriere Amazon multinazionale che ha sede a Seattle. Ora io mi chiedo come si può pensare che la manifattura veneta, il distretto del calzaturificio, potesse competere a lungo con questo tipo di innovazione tecnologica. Se voglio prenotare o scegliere un soggiorno a Shanghai, lo faccio su una piattaforma Airbnb che ha sede a San Francisco e affitto magari una casa il cui proprietario abita a Sydney. E mi chiedo come si può pensare che l'albergatore veneto possa competere di fronte a questo sistema. Se voglio usufruire di un servizio finanziario, non vado nella filiale territoriale sotto casa, ma parlo con una chat box gestita da un computer con intelligenza artificiale che è collegato ad un server di Aruba. Questa è la dimensione della sfida che l'impresa veneta deve affrontare e doveva affrontare già prima. Cambiamenti che riguardano i sistemi produttivi, che riguardano l'organizzazione del lavoro, che riguardano la catena del lavoro,
che riguardano la vita delle persone. E qua la pandemia non c'entra. Queste erano sfide che avevamo davanti prima del 2020. E poi la transizione ecologica, la riconversione green del sistema produttivo non è una riconversione neutra, non è un interruttore che si accende o si spegne, va accompagnata, va sostenuta, così come i cambiamenti climatici, il consumo di suolo, l'inquinamento, il ciclo dei rifiuti, sono fragilità strutturali che questa regione aveva prima della pandemia, prima della guerra. E a questo quadro si è aggiunta prima la pandemia e poi la guerra. E allora quelle sfide lì, del digitale e del green, da opportunità, sono diventate emergenze vere. E allora il PNRR è un'occasione irripetibile, Assessore, un'opportunità straordinaria che non si può sprecare. E allora, Capogruppo Villanova, è giusto dire all'Europa, dire al Governo di rivedere le regole, gli ingaggi di fronte alla guerra, ma noi che abbiamo la responsabilità, qui e ora, di costruire il futuro del Veneto, cosa dobbiamo fare? La fase in cui chiediamo all'esterno un aiuto è finita, non è più sufficiente. Oggi la responsabilità è anche nostra e a me sembra che questo documento non colga pienamente la dimensione della sfida in campo per la nostra regione, perché, Assessore, il PNRR non è solo una quantità enorme di soldi da spendere. Il PNRR è un'enorme quantità di risorse da investire e investire in un comparto piuttosto che in un altro non è indifferente, con un elemento che è il grande assente di questo documento, che è la clausola di condizionalità. L'Europa, il Governo ci dicono che tutti i progetti che noi dovremo mettere in campo per cambiare il Paese, per cambiare la regione, dovranno tenere conto dell'impatto che avranno sulla questione di genere e generazionale. Non c'è una riga nelle 80 pagine che ci sottoponete in cui mi spiegate i 16 progetti in che modo influenzeranno positivamente il futuro delle donne e dei giovani in questa regione. Abbiamo indicato nella risoluzione diversi temi, ne citerò solo alcuni che secondo me sono cruciali e su cui serve una risposta diversa, più approfondita, più ampia, più adeguata nella regione. L'approvvigionamento e la produzione di energia, bisogna aumentare la produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico, ce n'è 1 miliardo da spendere nel PNRR, lo sapevamo anche prima del 2020 che eravamo in ritardo su questo terreno. Il tema delle comunità energetiche, la necessità di costruire condizioni per un'autonomia energetica e un supporto alle aziende che sono in crisi. Il Partito Democratico oggi chiede alla Regione di istituire quanto prima un osservatorio permanente sui prezzi che monitori i meccanismi anche speculativi che stanno in questa fase le imprese e le famiglie vedendo e vivendo sulla propria pelle. La manifattura, Assessore Calzavara, la competitività sui mercati internazionali. Il PNRR ci dice quali sono le filiere strategiche. Non basta più, come ancora ci proponete in questo documento, l'erogazione a pioggia di contributi alle imprese. Serve per la prima volta in Veneto dal dopoguerra una seria politica industriale strutturata in cui ci diciate qual è il settore in cui volete intervenire e quello in cui non volete intervenire. E infine il turismo, Assessore, il grande assente di questo PNRR. Ora van bene i 20 milioni per i borghi storici, ce li regala il Governo, e ok, ma serve riprogettare le politiche turistiche in un'ottica di sostenibilità. Il dibattito attorno al nuovo turismo non si è mai aperto dentro questo Consiglio regionale. Oggi in questa regione il comparto turistico è troppo fragile, ha una domanda troppo elastica, offre un lavoro troppo precario. Non si può pensare di continuare ad essere la prima regione turistica in Italia a queste condizioni. La sostenibilità, Assessore, deve proteggere il turista, deve proteggere le imprese e deve proteggere le comunità che ospitano i flussi turistici. E il Veneto è lontanissimo da questo modello. E infine, e chiudo, il sistema di welfare che superi l'impianto familiare di protezione e si rifondi sulla territorialità, sulla prossimità, l'universalità dei diritti sociali e del diritto alla salute.
Queste io credo dovrebbero essere e avrebbero dovuto essere le sfide da raccogliere dentro questa progettazione importantissima. E invece ci ritroviamo ancora con un documento inadeguato che io temo oggi, così com'è, non consentirà al Veneto di scavallare la pandemia, di scavallare la guerra, ma soprattutto di scavalcare i grandi cambiamenti che sono in atto.